Assessore, a 69 anni dalla strage di Vergarola, che significato ha commemorare questo genere di eventi? È un significato profondo perché quella terribile strage offende ancora oggi le coscienze, sia di coloro che sopravvissuti ne furono testimoni, sia di coloro che hanno avuto la fortuna di non vivere quelle tragiche giornate, quel tragico giorno, ma che sono ancora, come dire, colpiti e turbati dal ricordo di quegli eventi di sangue. E ricordare non è solo il tributo che è doveroso verso chi fu martire in quella giornata, ma è eticamente imposto dal domandarci perché e cosa possiamo fare perché non si ripetano fatti di quella gravità e quindi costruire quella cittadinanza condivisa nella comune casa europea, che è il cammino che previene e preverrà il sempre temuto ritorno dei fatti di sangue. La storia insegna che non è mai l'ultima volta e che ricordare e coltivare la memoria dei fatti tragici è il migliore rimedio al non ripetersi degli stessi.